Partiamo da un presupposto che le fiere hanno consigli di amministrazione e non sono di proprietà della regione e quindi sono autonome. Ma anche dall'altro presupposto che l'idea di dire che da soli si fa prima, assieme si fa più strada, resta dogmatica, nel senso che ogni forma di aggregazione, ogni modo per condividere economie di scala e crescere assolutamente sarebbe auspicabile. Spero che Verona guardi anche a Fiera di Santa Lucia. È il futuro possibile delle fiere di Santa Lucia, secondo il governatore del Veneto, che questa mattina ha inaugurato ufficialmente la 1362esima edizione dell'esposizione dedicata all'agricoltura. Un tema fondamentale per questa macchina economica che in questa edizione vede il tutto esaurito per la presenza di espositori anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. 300 quelli che da sabato stanno presentando presente e futuro dell'agricoltura, con particolare attenzione alle viticolture e agli ambienti montani, chiaro segno di come questa fiera sia sempre più legata alle colline UNESCO e al Prosecco. Una fiera che muove oltre 10 milioni di euro tra diretto e indotto, ha sottolineato l'amministratore unico Alberto Nadal, mentre l'assessore della nuova giunta comunale del sindaco Fiorenzo Fantinel ha confermato che con questi numeri si possono cercare alleanze di alto profilo. Noi siamo arrivati 4 mesi fa e stiamo lavorando duramente per cercare delle soluzioni e per fare in modo che il nostro polo, il nostro quartiere fieristico possa ottenere i risultati che merita. Il dubbio però è che Verona per dimensioni alla fine assorba Santa Lucia, un po' sulla scia di quanto accaduto per Vicenza con Rimini. Più equilibrato, secondo l'attuale amministrazione, un possibile progetto di unificazione con Longarone e in tal senso sarebbero già stati avviati contatti con il nuovo presidente Michele Dal Farra. Stiamo lavorando verso questo obiettivo, cioè di creare delle collaborazioni anche con altre fiere del territorio, proprio come Longarone. Un futuro di espansione quindi per Santa Lucia, con una certezza. Continuerete a dare fiducia all'amministratore unico, Nadal? Certo che sì, lui ha dato la sua fiducia a noi come amministratori e proprio per questo si è creato un'armonia e una sinergia incredibile che secondo me ci porterà veramente lontano.